Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione su Telefriuli delle 12:30. Secondo un'analisi di Tutto Scuola, in base ai dati della Fondazione Gimbe, nei prossimi giorni rischiano di finire in didattica a distanza per via del nuovo DPCM 9 studenti italiani su 10, il 90,1% degli 8,5 milioni di alunni iscritti nelle scuole statali e paritarie. Si tratterebbe di 7,6 milioni di ragazzi che resterebbero a casa in virtù del nuovo provvedimento che dispone la chiusura delle scuole nelle aree con più di 250 contagi settimanali su 100.000 abitanti. E proprio restando a questi temi, oggi il movimento Priorità alla Scuola si è messo in fila a Pordenone per protestare contro la chiusura degli istituti, la didattica a distanza e per chiedere che venga riservata una maggiore attenzione ai ragazzi e alle ragazze che la frequentano. Un centinaio le persone che hanno partecipato, l'evento era stato pensato a numero chiuso per fare in modo da favorire il distanziamento e rispettare le disposizioni anti-Covid, evitando dunque assembramenti. Per questo, a fronte di numerose richieste di partecipazione, le iscrizioni sono state chiuse con anticipo. Per chi non ha potuto esserci è stata organizzata una diretta social dell'evento di questa mattina. I rappresentanti del movimento si sono messi in fila mostrando cartelli che chiedono alla politica di considerare la scuola a sua volta come un importante tema di salute pubblica. Sono state lette frasi e riflessioni sul difficile momento che si sta vivendo, scritte anche dagli stessi alunni e studenti che chiedono di poter continuare ad avere la loro quotidianità in classe. Sono preoccupato, comincia con queste parole un lungo post su Facebook del segretario regionale del PD Cristiano Sciaurli, una riflessione sul presente e sul futuro del partito dopo le dimissioni di Zingaretti. Le preoccupazioni, dice Sciaurli, sono per gli oltre 7 milioni di italiani in stato di povertà, per chi, finite le misure straordinarie, perderà il lavoro, per chi è ricoverato in ospedale, per una società sempre più individualista e meno solidale. A questo deve servire il più grande partito progressista del Paese, scrive Sciaurli, a dare risposte a cittadini e società, ad affrontare le tremende sfide di oggi e costruire un futuro migliore. E continua il segretario Dem di essere dispiaciuto che le persone debbano leggere non di proposte ma di divisioni e aggiunge: sono dispiaciuto per Nicola Zingaretti che forse in tempi e modi discutibili ha però compiuto non un gesto personale ma un atto politico. Ora non ci basterà qualcuno che traghetti nemmeno un congresso per vedere se c'è l'ennesimo capo capace di crearsi sufficienti filiere di potere. Credo ci servirà una rifondazione vera per dirci e dire chi siamo e che funzione vogliamo e possiamo avere nella società, per dirci e dire se siamo in grado di superare la mediocrazia e mettere in campo la visione e le scelte che il momento richiede. Continua Sciaurli, torniamo a dare casa ed entusiasmo a tantissime persone fin nel più piccolo paese. Tanti di loro hanno già dimostrato passione ed impegno, tanti giovani sicuramente ce l'hanno, ma non riusciamo a coinvolgerli da molto. L'8 marzo non è solo una festa, ma anche un momento di riflessione e non si può fare a meno di partire da quel che ancora manca per arrivare a un pieno riconoscimento del ruolo della donna nella società e nella vita pubblica. È questo l'approccio di Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, alla festa della donna che si celebra domani. Nel primo anno della pandemia, afferma il presidente, l'incidenza del contesto familiare nei femminicidi ha raggiunto il valore record dell'89%, superando il già elevatissimo dato del 2019, come rileva una ricerca di Eures. In una delle prossime sedute del Consiglio regionale si discuterà una proposta di legge sul sostegno ai figli delle vittime di questi drammi. Il Presidente del Consiglio regionale allarga poi lo sguardo al mondo delle istituzioni e a quel processo di piena e paritaria partecipazione delle donne alla vita pubblica ancora faticoso e lento, come hanno dimostrato anche alcune scelte dei partiti al momento della composizione del governo Draghi. Anche il Friuli Venezia Giulia adotterà la doppia preferenza di genere nell'elezione del Consiglio, ricorda Zanin, e non dovrà essere solo un'operazione tecnica, ma una vera assunzione di responsabilità. Alla vigilia dell'8 marzo Zanin ha voluto ricordare anche l'importante lavoro della Commissione regionale per le pari opportunità presieduta da Dusi Marcolin. Siamo alla cronaca. Gli agenti delle volanti della Questura di Udine hanno tratto in arresto un cittadino italiano 58enne per atti persecutori. L'uomo già da qualche mese perseguitava la ex, non accettando la fine della loro relazione, tormentandola con messaggi, minacce, appostamenti sotto casa, inseguimenti in auto, condotte poste in essere poi anche nei confronti del nuovo compagno della donna, ritenuto da lui responsabile della fine della loro relazione.
Non è bastato un ammonimento del questore di Udine a fermarlo e alla fine la donna si è trovata costretta a denunciare l'ex per atti persecutori. L'uomo imperterrito ha continuato a perseguitare i due, concentrando nell'ultima settimana le attenzioni sul compagno della donna, atteso all'uscita del lavoro e seguito in auto per ben 3 giorni. Nelle prime 2 occasioni il secondo era riuscito a seminare il primo, ma venerdì pomeriggio, non riuscendoci, allertava la sala operativa della questura. Un operatore di sala manteneva costante contatto telefonico con l'uomo, indirizzandolo verso la zona sud della città, dove una volante intercettava l'inseguitore e lo bloccava, arrestandolo infine per atti persecutori. E ieri pomeriggio una pattuglia della Polizia Stradale di Udine in località Rivoli di Osoppo ha fermato una Ford grigia targata Austria per sottoporla a controllo poiché viaggiava con un faro non funzionante e perché i cittadini austriaci erano sottoposti ad una normativa per l'accesso in Italia molto stringente per effetto del DPCM del 13 febbraio scorso. A sorpresa gli agenti si sono trovati di fronte a una famigliola composta da padre, madre e bimba piccola che viaggiavano senza mascherine e senza documenti e patente. I genitori, invitati ad indossare le mascherine, spiegavano di non essere a conoscenza della pandemia in atto in quanto non hanno televisione e non leggono giornali. Hanno precisato anche di non sapere nulla delle norme esposte loro dagli agenti e di essere partiti dall'Austria per andare a fare un giro in Toscana, senza quindi minimamente preoccuparsi di protezioni e documenti al seguito. Gli agenti non hanno potuto fare altro che constatare le violazioni commesse e intimare alla famiglia di lasciare il territorio nazionale. Nonostante le restrizioni, la stagione invernale di Forni di Sopra è stata soddisfacente. La località turistica ha richiamato amanti degli sport invernali da tutta la regione. E si punta già agli eventi della primavera con nuove escursioni immersi nella natura abbinati alla proposta dei piatti tipici di questa zona della Carnia. Quest'anno abbiamo potuto magari avvicinare a Forni più un turismo regionale, facendo conoscere alla gente proprio del Friuli le ricchezze che il nostro territorio propone, avvicinando le persone a sport in cui si era meno a contatto con le persone, più magari a contatto con la natura, quindi sci di fondo, sci alpinismo, anche ciaspole o comunque camminate in mezzo alla natura sulla neve. Gli alberghi per fortuna si sono riempiti nei giorni in cui era possibile, tutto nel rispetto delle regole imposte per il distanziamento sociale e la prevenzione del virus. E adesso si guarda già al periodo, alle porte della primavera con nuove iniziative sempre turistiche per valorizzare questa zona della montagna. Sì, se diciamo colore permettendo potremmo finire di usufruire della neve che rimarrà in quota, quindi sempre con ciaspolate, sci alpinismo con le guide alpine o anche la pista da sci di fondo se sarà possibile sciare. Ci saranno i weekend del gusto dove al turista sarà possibile ogni weekend assaggiare delle tradizioni culinarie tipiche nuove. Siamo così arrivati alla pagina sportiva. Pronto il riscatto dell'Udinese dopo il pareggio a Milano. Al Friuli ieri i ragazzi di Gotti hanno sconfitto meritatamente il Sassuolo per 2-0 grazie alle reti di Llorente e Pereira. A fine gara mister Gotti ha lodato la prestazione della squadra, sottolineando in particolare l'apporto di De Maio e Wallace. Sono molto soddisfatto che i giocatori, che il gruppo abbia soddisfazione della posta piena, perché la partita comunque richiede sacrificio, fatica, corsa, la palla molto spesso ce l'hanno questi avversari e noi abbiamo continuato per tutta la partita a togliere gli spazi che sappiamo loro vogliono crearsi per essere particolarmente pericolosi. Lo sono stati tanto in molte di queste ultime partite, segnavano con continuità da parecchie partite e noi però a nostra volta siamo riusciti anche oggi a mantenere un trend dove concediamo poco e non prendiamo gol. E abbiamo comunque creato 8 occasioni da gol, che non sono pochissime, concedendone poche a una squadra che normalmente è estremamente prolifica. Dà consapevolezza che la direzione del lavoro, che il sacrificio comune, che l'umiltà con cui affrontiamo le partite ci dà dei risultati. A me piace pensare che cominciamo ad avere una classifica che ci permette di guardare
con serenità partita dopo partita. Questo è il bel pensare, di poter andare ad affrontare ogni partita senza il patema d'animo e riuscendo ad esprimere in quella singola partita il massimo delle nostre possibilità. Quarto KO nelle ultime 5 gare per il Pordenone sconfitto ieri a Monza. Dopo il presidente Lovisa, anche il DS Berrettoni rimarca il fatto che sull'1-0 non è stato concesso un rigore netto ai Ramarri, colpiti subito dopo dal raddoppio che ha chiuso di fatto il match. Episodio del marinare abbastanza netto, penso che si sia visto, ho visto io dalla tribuna, quindi penso che era abbastanza e facilmente visibile anche dal campo, quindi non capiamo perché non è stato concesso un rigore così netto e niente, andiamo avanti. Vediamo se bisognerà fare un dossier anche noi, tutti i rigori che non ci sono stati concessi da inizio anno. Abbiamo disputato una buona gara fin dall'inizio, siamo andati sotto su un calcio piazzato. Abbiamo tenuto il campo bene e abbiamo provato anche noi nel primo tempo. Nel secondo tempo, da subito, li abbiamo messi sulla loro metà campo e abbiamo avuto quell'episodio che avrebbe potuto, secondo me, cambiare l'andamento della partita, perlomeno come risultato. Basket, non si ferma più la Web Gesteco Cividale che chiude la prima fase in testa al girone dopo aver battuto San Vendemiano per 70-54 e ora la seconda fase e le semifinali di Coppa Italia. Un regalo di compleanno per il presidente Micalic. Sono felicissimo, mi verrebbe da dire, non voglio essere patetico, il più bel compleanno della mia vita, no? Ma per fortuna sono stati tutti belli i miei compleanni, una famiglia meravigliosa che mi ha avuto a festeggiarle ogni anno come fosse il più bello dell'anno, però quest'anno è stato speciale. Mi hanno voluto fare un regalo, mi hanno omaggiato giocando un terzo quarto fenomenale, vincendo la partita. Io faccio i complimenti al coach per un lavoro fenomenale che fa settimanalmente in palestra. C'è un gruppo di ragazzi che lo segue ciecamente, dai più giovani ai più vecchi, e quindi questo è un grande successo per noi che condividiamo con Cividale, con l'amministrazione comunale, con gli sponsor, con tutti gli amanti del basket, perché è una bella favola e come tale va celebrata per qualche giorno. Andremo a fare le finali Coppa Italia, siamo primi in classifica, Cividale è prima in classifica e credo che soprattutto sia prima con grande merito. Credo sia una cosa di cui si parlerà nei prossimi anni e io che non spreco mai parole così, credo di dire la verità. Sì, abbiamo fatto una bella partita, abbiamo fatto una bella cavalcata adesso con queste vittorie. Diciamo che alla fine del giro d'andata, anche dopo la prima di ritorno, eravamo un po' così, non riuscivamo a mettere in fila qualche vittoria, avevamo molti alti e bassi, poi pian piano ci siamo infilati come è poi abbastanza normale in una squadra tutta nuova, così giovane. Adesso oggi abbiamo raccolto i frutti contro una squadra che non avevamo mai battuto. Per il momento è tutto, con l'informazione ci rivediamo alle 19. Buon pomeriggio.